Nel marzo 2022 massacrò di botte e uccise in casa l'83enne di Pieve di Soligo Adriano Armelin. Oggi al via il processo al killer. Il 37enne marocchino chiede di essere ammesso alla procedura di giustizia riparativa. Drammatico incidente a Crocetta del Montello, 74enne in bicicletta urtato da un'auto. L'anziano cade rovinosamente a terra, è gravissimo, in ospedale. Oltre 1000 persone in Duomo a Treviso per i funerali del direttore della Caritas. Commozione e ricordo le parole del vescovo: grazie per il dono che sei stato. Trovato dopo 4 giorni di ricerca il corpo del vigile del fuoco, papà da 2 mesi, scivolato nel canale la sera dell'ondata di maltempo in Alpago. Si trovava nel lago di Santa Croce. Il cordoglio dei colleghi. C'era anche un parrucchiere tra i prestanome del giro di fatture false da 39 milioni di euro scoperto dalla Guardia di Finanza. 10 indagati nel settore delle bevande. Torna l'acqua potabile nella frazione di San Vito di Valdobbiadene, revocata dal sindaco l'ordinanza emanata dopo l'ondata di maltempo. Inverno in ritardo, asse tra regione e mondo del commercio per spostare a fine gennaio la data dei saldi. Grave contrazione dei consumi anche per colpa dell'e-commerce. Quarta edizione della scuola di reportage in memoria di Goffredo a Parisi. 53 studenti, 7 istituti superiori coinvolti. Si parte domani. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi dunque sono i titoli. Prima però, come sempre, come ogni lunedì e come ogni martedì, e così faremo domani, rilanciamo subito in apertura il sondaggio della trasmissione Ring dalle 21:15 con Ferdinando Avarino, cioè la politica in primo piano. Il tema è quello del premierato, la riforma costituzionale che ha avuto il via libera dal Consiglio dei Ministri e adesso tocca ovviamente all'iter, a lungo iter parlamentare, e c'è anche uno strumento che potrebbe essere messo in campo, quello del referendum, un referendum che però potrebbe anche risultare un boomerang per la stessa Giorgia Meloni. Insomma, è uno dei temi, la richiesta di chiedere ai cittadini cosa vogliono, se dicono sì alla elezione diretta del Presidente del Consiglio, riforma appunto costituzionale. Allora vi chiediamo, serve un referendum sull'elezione diretta del Premier? Se per voi sì, 0422 162 6691, se per voi invece no, 0422 162 6690. La chiamata come sempre è gratuita per tutto il corso del telegiornale e poi anche nella prima parte di Ring continuerete a vedere le due opzioni, quindi continuate a votare, sono già tantissime le telefonate e poi sapremo qual è stata la vostra opinione su questo. Apriamo allora la pagina della cronaca nel nostro telegiornale a partire dall'omicidio di Adriano Armelin, l'anziano 83enne di Pieve di Soligo, lo ricorderete, brutalmente picchiato e ucciso nel marzo 2022 dal 37enne marocchino Mohamed Boumarouane. Oggi in tribunale a Treviso si è aperto il processo. Il killer ha chiesto di essere ammesso alla procedura di giustizia riparativa che è prevista dalla riforma Cartabia. È accusato, lo ricordiamo, di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Mohamed Boumarouane è entrato in aula poco prima delle 11. È iniziato così il processo a carico del 37enne marocchino che il 25 marzo del 2022 picchiò ed uccise brutalmente nella sua abitazione Adriano Armelin, 83enne, pensionato di Pieve di Soligo. Abbiamo chiesto le prove, l'imputato sarà esaminato, abbiamo consentito a che vengano acquisiti degli atti di indagine senza risentire gli operanti e poi abbiamo chiesto alla Corte d'Assise di indirizzare l'imputato verso un percorso di giustizia riparativa e poi la Corte d'Assise deciderà se sì o no. La giustizia riparativa è un procedimento introdotto nel nostro ordinamento dalla riforma Cartabia. Se fosse ammesso e se andasse a buon fine, il 37enne potrebbe beneficiare di una riduzione della pena fino ad 1/3. La famiglia della vittima su questo preferisce per il momento non rilasciare dichiarazioni. L'avvocato questa mattina ha riportato le parole del suo assistito. Si dice dispiaciuto e pentito di quanto ha fatto quel terribile giorno. L'uomo, in preda ai fumi dell'alcol e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, era entrato nell'abitazione della vittima nel tardo pomeriggio. I rumori avevano allarmato l'83enne che, sceso dalle scale, si era trovato di fronte al suo aguzzino. Ne era nata una violenta lite, poi l'extracomunitario aveva legato mani e piedi al pensionato e, nonostante fosse già immobilizzato, lo aveva colpito ripetutamente alla testa e al torace, uccidendolo. L'avvocato Viggiano conosce da tempo il suo assistito. Quello che è accaduto sinceramente non me lo aspettavo granché da lui, ecco, se devo dire la verità.
non me l'aspettavo. Ecco, magari qualche birbonata a giro, sì, ma una cosa causata anche da uno stato d'alterazione, stupefacenti, alcol. Dopo aver picchiato a sangue l'anziano, il 37enne era entrato in un supermercato per comprare qualcosa da mangiare, si era cambiato le scarpe ed era tornato sul luogo del delitto a caccia di contanti e gioielli. L'arrivo del figlio di Adriano fece fuggire il killer, arrestato poco dopo ancora nei pressi della casa. Si torna in aula il 20 novembre, giorno in cui si saprà qualcosa anche della giustizia riparativa. Ancora la cronaca con un grave incidente avvenuto intorno alle 12 in via Erizzo a Crocetta del Montello. Un ciclista di 74 anni in sella a una bici elettrica, peraltro per causa in corso di accertamento, è stato urtato da una Fiat 500 condotta da una donna di 70 anni. L'uomo stava percorrendo la strada nella stessa direzione dell'automobilista quando potrebbe appunto essere stato colpito dallo specchietto della vettura in sorpasso. Subito dopo l'urto la donna si è fermata per prestare i primi soccorsi, l'anziano però è caduto rovinosamente a terra con serissime lesioni, tanto che è stato portato con l'elisoccorso in ospedale e anche data l'età avanzata è in gravissime condizioni in ospedale, procedono i carabinieri. Torneremo alla cronaca fra poco, prima però andiamo a vedere le oltre 1000 persone, oltre 1200 fedeli, ma poi anche i 200 sacerdoti, 3 vescovi che questa mattina hanno dato l'ultimo saluto a Don Davide Schiavone, direttore della Caritas, scomparso a solo 54 anni il 1° novembre scorso. L'abbiamo raccontato in diretta nella nostra prima edizione. Il testamento spirituale del sacerdote nell'omelia del vescovo Michele Tomasi che ha presieduto i funerali. Ed ecco queste parole, testamento di Don Davide: la libertà non è fare quello che si vuole, ma è vivere quello che si è. Questa è l'essenza del testamento spirituale di Don Davide Schiavone nella riflessione del vescovo di Treviso Michele Tomasi. E Don Davide ha saputo vivere sentendo quella generosità verso il prossimo che l'ha spinto a scegliere prima la via del sacerdozio e poi abbracciare l'impegno quotidiano verso gli ultimi che è la Caritas. E oggi la cattedrale di Treviso, per i suoi funerali concelebrati da 3 vescovi, 200 sacerdoti e la presenza di oltre 1200 fedeli, ha stento contenuto quanti non hanno scelto di vivere attraverso la nostra diretta l'ultimo saluto a questo sacerdote che non si è mai risparmiato, anche se chi chiedeva aiuto era di un'altra religione, come Amadou, musulmano del Mali. Don Davide è mio fratello. Abbiamo fatto tanti anni insieme, collaboratore prima, poi dopo abbiamo fatto un progetto in Mali dove adesso studiano quasi 1000 ragazzi. Una scuola che Don Davide avrebbe visitato tra qualche settimana e che ora lo ricorderà per sempre. Questa scuola la dedicherai a Don Davide? Ma sicuramente la scuola è sua, è sua. Non solo Africa, Don Davide sarà ricordato anche sui Balcani, con un centro di accoglienza a Belgrado per gli ultimi. Non si dimenticherà tutto quello che ha lasciato, tutto quello che ci ha portato e le opere che abbiamo fatto insieme. Abbiamo fatto un centro che come lui diceva, creiamo una piccola archetta, cioè un centro multifunzionale dove facciamo vari laboratori con le persone ultime. Che ovviamente prenderà il suo nome a questo punto. Ho pensato proprio, mi hai rubato parola. Al termine delle esequie, il lungo corridoio di sacerdoti ha salutato Don Davide nel suo ultimo viaggio per il cimitero di San Donà, mentre nella mente di tutti risuonavano le ultime parole del vescovo Michele. Don Davide, per questo tuo sguardo, per il dono grande che sei stato, per tutta la tua vita, Don Davide, grazie. I funerali invece del vescovo emerito di Treviso, Monsignor Paolo Magnani, si terranno sabato 11 novembre alle ore 10 nella cattedrale di Treviso. La celebrazione sarà presieduta dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, quindi sabato alle 10 in Duomo l'addio al vescovo emerito Monsignor Paolo Magnani. Torniamo alla cronaca e ci sono delle novità sulle condizioni del 17enne di Valdobbiadene colpito da meningite e ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Feltre. Un leggero miglioramento, le condizioni sono stabili e non critiche, fortunatamente.
La prognosi è ancora riservata perché sono necessari alcuni giorni prima di potersi esprimere, quindi grande vicinanza e un grande in bocca al lupo perché possa ritornare in guarigione il prima possibile. C'è un'evoluzione positiva nel quadro clinico del 17enne residente a Quero Vas, attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Feltre, pur rimanendo la prognosi ancora riservata. Lo studente, che frequenta l'istituto DF di Valdobbiadene, ha scoperto il 4 novembre di essere affetto da meningite. Subito è scattata la profilassi nella scuola grazie al tempestivo lavoro del team della ASL 2 Marca Trevigiana e dell'ASL 1 di Belluno. Dalle ore circa 17 di sabato è partita l'indagine dei contatti stretti avuti dal ragazzo sia nella sua vita privata, quindi nel bellunese a Quero, sia nella parte trevigiana, quindi i contatti scolastici. Sulla base degli elenchi forniti dalla scuola di F ai compagni di classe e professori è stata proposta la profilassi antibiotica. Tutti sono stati visitati, a tutti è stato somministrato l'antibiotico preventivo. Il controllo continuerà anche nei prossimi giorni, come prevede il protocollo in questi casi, per verificare eventuali manifestazioni febbrili o stati di malessere nei 163 soggetti trattati dai dipartimenti di prevenzione dell'ASL 1 e dell'ASL 2. Le persone nella fase di sorveglianza sanitaria sono oltre 50 a Valdobbiadene e oltre 100 in provincia di Belluno. Un giro di fatture false per 39 milioni di euro, lo scopo ora è evadere l'IVA. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Treviso porta a 10 indagati tra le province di Treviso, Monza, Brianza, Roma e Salerno nel settore delle bevande. Tra i prestanome nel trevigiano c'era anche un parrucchiere. Anziché importare direttamente da una serie di fornitori comunitari le bevande, hanno interposto, realizzando il classico modello della frode IVA carosello, dei soggetti giuridici amministrati da prestanomi nulla tenenti. Italian Drink, bevande italiane, è l'operazione che ha consentito di scoprire un'evasione di 7 milioni di euro di IVA su bevande prevalentemente alcoliche comprate da società cartiere da Bulgaria, Germania, Malta, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, emettendo fatture false per 39 milioni di euro. Queste imprese non versavano l'IVA, non hanno adempiuto ad alcun obbligo di natura tributaria e quindi hanno potuto vendere le bevande a prezzi sotto costo. Così facendo, il margine di guadagno ha permesso alle imprese cartiere di entrare nel mercato delle bevande, eludendo ogni obbligo di dichiarazione e versamento delle imposte. Particolarmente interessato il territorio trevigiano. Ben 5 dei 21 prestanome delle aziende fantoccio provengono dalla Marca. I soggetti domiciliati nel Trevigiano, che rientrano fra i 10 indagati, sono 3. Parliamo di un operatore economico, di colui che reclutava il prestanome e di un altro soggetto che lo aiutava. Ai prestanome di queste società un compenso fino ai 1.500 euro. Operazione giunta al termine grazie all'incrocio di intercettazioni dopo il fermo di un camion sospetto che transitava con la stessa merce tra i paesi comunitari da dove arrivavano le bevande. Le 10 persone indagate dovranno rispondere dei reati di associazione a delinquere, emissione e contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione. Ancora la cronaca, le immagini della violenta aggressione al vaglio, le immagini della telecamera di sicurezza. Parliamo dell'indagine per scovare i 3 giovani che hanno aggredito in modo brutale il direttore di un market, del cash and carry di Oderzo. Il motivo molto semplice, aveva scoperti a rubare degli alcolici. Erano quasi le 18 di sabato quando 3 ragazzi sono stati notati dai dipendenti del supermercato Cash and Carry di Via Avis a Oderzo mentre rubavano degli alcolici. Confondendosi tra i clienti si sono diretti al reparto situato in fondo al supermercato e pensando di non essere notati hanno preso alcune bottiglie inserite nello zaino che avevano con loro. I dipendenti, notando movimenti sospetti, hanno allertato il responsabile del negozio Andrea Spinacè, 46 anni, che ha atteso i 3 giovani all'uscita.
Alla sua richiesta di vedere che cosa contenesse lo zainetto, i tre si sono scagliati contro il direttore colpendolo più volte al volto e scappando poi a piedi verso il parcheggio. I pochi clienti presenti hanno subito allertato le forze dell'ordine e chiamato i soccorsi. Il direttore è stato preso in carico dai sanitari e trasportato all'ospedale di Oderzo, dove si è recato anche in mattinata per altri accertamenti. Sono al vaglio delle telecamere di sicurezza i filmati dell'aggressione. Indagano sull'accaduto i carabinieri per identificare i giovani per i quali si prospetta un'accusa di rapina impropria. I dipendenti del negozio riferiscono che è la prima volta che accade un fatto del genere, ma che proprio una settimana fa il supermercato è stato preso di mira da una banda di ladri che ha tentato di calarsi dal tetto eludendo i sistemi di allarme. Colpo fortunatamente è andato male, le sirene hanno suonato facendo scappare i malviventi che all'arrivo delle forze dell'ordine avevano già fatto perdere le loro tracce. Colpo invece dato a segno, quello dei ladri nella villa di un notaio di Conegliano. Ladri professionisti hanno messo a segno un colpo nella villa del notaio Giuseppe Scioli nella zona di Parco Rocca a Conegliano. La banda ha agito indisturbata nella serata di domenica 29 quando nella villa nessuno era presente. I malviventi hanno perlustrato palmo a palmo l'abitazione riuscendo a trovare la cassaforte che hanno letteralmente scardinato dal muro e caricato a bordo di un'Audi bianca abbandonata poco distante dal luogo del furto. Azione condotta lontano da occhi indiscreti e telecamere di videosorveglianza, i malviventi hanno poi proseguito la fuga a bordo di un'altra auto avendo la certezza di non essere individuati. La vettura ritrovata dagli investigatori risulta essere rubata e pulita da ogni impronta. Gli uomini della polizia scientifica hanno successivamente esaminato ogni stanza della villa in cerca di tracce biologiche o impronte. Ladri che non hanno avuto nessuna esitazione a introdursi nella dimora isolata ma provvista di un elaborato sistema di controllo e allarme, il che fa supporre che i componenti della banda entrata in azione, almeno 4, siano senza alcun dubbio degli esperti criminali. Il bottino della raid è ancora da quantificare, anche se si suppone sia ingente. Le indagini proseguiranno per dare un nome e un volto ai responsabili. C'è un altro lutto che ha colpito Treviso in queste ore, la scomparsa di Zeno Giuliato. Sabato a Santabona il saluto laico e molti gli attestati di cordoglio in queste ore. Se dovessi sintetizzare una parola, la vicenda politica, sindacale e anche associative di Zeno Giuliato è una persona generosa. Treviso perde Zeno Giuliato, morto a 81 anni, storico militante della sinistra trevigiana, colonna dell'associazionismo a partire da Casartigiani, tra i promotori dello sviluppo dell'aeroporto. L'addio laico sabato dalle 10 alle 12 nella sala del commiato del cimitero di Santabona. Lui era uno che insomma anche nel suo ufficio dell'associazione degli artigiani, nell'ultima fase della sua vita, c'era sempre una corte di persone con problemi che si rivolgeva a lui e lui metteva mano al suo portafogli. È una persona che quando c'è stato da fare delle scelte in politica, penso alla fine del PC e la nascita della Rifondazione Comunista, è sempre stato in prima fila senza mai guardare il suo guadagno personale. Aveva attraversato le stagioni del PC e della sinistra proiettando sempre il suo sguardo al futuro, così raccontava nel 2020 alla Nostra Storia su Antenna 3. Io tra l'altro sono stato il primo in Italia a costituire il comitato contro lo scioglimento del Partito Comunista, prima che questo avvenisse. Berlinguer muore sconfitto dai suoi compagni. Un comunista eterodosso, lo definisce Attalmi, che sapeva conciliare la sua militanza con il sostegno allo sviluppo del territorio e delle sue realtà produttive, con una grande attenzione ai giovani. Si era speso per la battaglia contro il caro affitti delle case popolari, così parlava dell'eutanasia. È possibile tra laici e cattolici affrontare questo problema della fine, dell'ultimo termine della vita affrontato nel rispetto dell'uomo, della persona umana. Un battitore libero, spesso controcorrente. Fino all'ultimo ha speso il suo impegno sempre dalla stessa parte, dalla parte dei deboli e dei ceti popolari, e questo glielo sta riconoscendo un sacco di persone che hanno partecipato a questo lutto, sono state vicino alla famiglia e vogliono ricordarlo. Un inverno che parte di fatto a livello climatico in ritardo e la crisi dei negozi di abbigliamento, e allora c'è l'asse tra Regione e mondo del commercio per spostare a fine gennaio la data dei saldi.
Noi oggi abbiamo portato una posizione in Regione che è quella del posticipo dei saldi, o meglio, se vogliamo dire, il ricollocamento dei saldi in un periodo che va verso la fine stagione. Ricollocare l'inizio dei saldi al vero termine della stagione, il 27 gennaio, anche in considerazione dei cambiamenti climatici. È uno dei temi dell'Assemblea di Federmoda di questa mattina, e mentre la Presidente Maria Beatrice Paludetti, oggi riconfermata, espone la relazione di fine mandato, è l'assessore regionale Roberto Marcato in diretta su Antenna 3 a confermare l'impegno della Regione. Su questo tema oggi in conferenza Stato-Regioni, chiedendo appunto che ci sia da una parte il rispetto della volontà dei nostri commercianti nel rinviare a fine gennaio, alla prima settimana di febbraio, i saldi, e che questa decisione sia quanto più omogenea possibile. Riportare i giovani nei negozi, altro tema caro ai commercianti, che segnalano la contrazione dei consumi, uno stile sempre più casual che ha soffocato il mercato della moda formale e elegante. Treviso perde dunque la clientela più giovane, sempre più attratta dai negozi online, dove le piattaforme più comuni dichiarano dai 10 ai 500 miliardi di dollari di fatturato ogni anno. Portare i giovani nei negozi, quindi incontrarli, rivolgere a loro soprattutto l'attenzione e offrire loro i prodotti che sono nelle loro aspettative di stile, di prezzo. Negozi alla prova anche del cambiamento generazionale. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, presente questa mattina, parla di numeri importanti. Potrebbe essere a rischio un'impresa su 2. Si punta alla formazione ma anche alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro. I negozi sono spesso al femminile, hanno esigenze temporali diverse, devono fare i conti anche con le grandi catene che fanno quasi H24, e quello è un modello che non può essere coniugato con il nostro, e quindi riuscire anche a organizzare modelli di vita diversi può essere un'occasione per dire ai giovani: guardate che questo fa per voi. Pochi istanti di pubblicità, poi andremo a Valdobbiadene. Rieccoci in diretta. Torniamo per un attimo a parlare del maltempo che ha colpito anche la Marca in questi giorni. Era stato uno dei temi di cui avevamo parlato nel corso delle nostre edizioni straordinarie, sia giovedì sera che venerdì, quello dell'acqua che non era potabile nella frazione di San Vito a Valdobbiadene. Ebbene, è tornata l'acqua potabile da oggi. Il sindaco Luciano Fregonesi infatti ha revocato l'ordinanza emanata giovedì, quando fu trovata traccia del batterio Escherichia coli nella rete idrica in seguito all'ondata di maltempo. L'analisi effettuata dall'ULSS 2 e consegnata oggi ai tecnici comunali conferma che il problema è stato risolto. L'acqua risulta conforme alla normativa e quindi è nuovamente potabile. Una buona notizia per la frazione di San Vito di Valdobbiadene. Restando in tema di maltempo, torniamo a parlare della cassa di espansione Le Grave di Ciano. La battaglia il 6 dicembre, ultima udienza al Tribunale Superiore delle Acque di Roma per decidere della cassa di espansione Le Grave di Ciano. Come sapete c'è un progetto che diversi comuni continuano a definire sbagliato, ma lo abbiamo anche raccontato proprio ieri nel nostro telegiornale. Dopo l'emergenza di questi giorni non sono in pochi a chiedere quest'ultimo bacino che manca al Veneto. Insomma, se si può fare, visto che le città qua sono molto grosse, specialmente San Donà, insomma, sarebbe bene che lo facessero. Mi pare che a dicembre c'è la sentenza. Diceva ieri ai nostri microfoni Ercole Zorzit, residente in via Zattere a Ponte di Piave. I bacini di laminazione hanno salvato il Veneto, rimane il Piave, fiume senza un'adeguata protezione. Un'emergenza, quella del maltempo, che fa tornare in auge il tema della cassa di espansione alle Grave di Ciano, la più grande di tutto il Veneto da progetto, contro la quale i comuni a monte del tratto trevigiano del fiume stanno facendo quadrato. Nel nostro caso l'intervento è relativo alla costruzione di un bacino di laminazione nell'alveo del fiume, cioè non fuori come tutti gli altri, ma nell'alveo, un bacino che è da 45-50 milioni di metri cubi. Queste sono le documentazioni che abbiamo in nostro possesso, e che quindi sarebbe quasi come la somma di tutte le altre casse di laminazione che hanno fatto in Veneto. Ribadisce il no al progetto della cassa di espansione, uno scavo che ricoprirebbe come estensione un terzo del paese di Crocetta del Montello. Andare a privare il fiume di quello sfogo naturale che si è creato riteniamo sia anche assai pericoloso per chi vive in destra Piave, perché il Montello è carsico, fortemente carsico, e quindi creerebbe una situazione
ingestibile da questo punto di vista, ma soprattutto per chi vive in sinistra Piave, perché poi il Piave lo buttiamo di là. A favore del progetto Ponte di Piave, comune a valle del tratto trevigiano che rischia di andare sotto in caso di piena del fiume. Nuovo argomento, la quarta edizione della scuola di reportage in memoria di Goffredo Parise, 53 studenti, 7 istituti superiori coinvolti, si parte domani. Inviati speciali nell'era dell'intelligenza artificiale, torna la scuola di reportage Goffredo Parise dedicata al giornalismo d'inchiesta, giunta al suo 4º anno consecutivo, un impegno mantenuto anche quest'anno dalla coppia Antonio Barzagli e Maria Rosaria Nevola, sostenuta con l'obiettivo di formare professionisti capaci di leggere, imparare e tradurre la realtà nel rispetto della verità, un compito sempre più arduo per aspiranti giornalisti che dovranno imparare a muoversi in mezzo al rumore nel complesso mondo dell'informazione globale. Sviluppare il pensiero critico e imparare il senso della complessità, che la realtà è complessa, va guardata sotto tutte le angolazioni, avere uno sguardo attento, laterale, imparare ad utilizzare, avere come compagno, come guida costante il dubbio, l'importanza di andare a fondo nei problemi, il valore del tempo, oggi che tutto si fa velocemente, con grande superficialità, invece il reportage è un lavoro di ricerca, di approfondimento. Il ruolo del giornalista e la ricerca della verità è fondamentale. La scuola apre uno spaccato di conoscenze grazie anche, anzi direi soprattutto, all'altissima professionalità dei giornalisti impegnati ormai da 4 anni in questo esperimento pilota che non conosce precedenti nel nostro paese. Un'occasione offerta a 53 studenti provenienti dai comuni di Treviso, Oderzo, Salgareda, Ponte di Piave e Mogliano. 7 le scuole coinvolte. Le lezioni si terranno presso la Camera di Commercio di Treviso. Si parte domani in cattedra Stefano Feltri. Seguiranno Riccardo Iacona, Lisa Iotti, Irene Sicurela, Emiliano Poddi, docente della Scuola di Cinema e Scrittura Holden di Torino. La Lectio Magistralis di mercoledì 8 novembre di Riccardo Iacona sarà aperta a tutti gli studenti. E poi il 10° anno del premio San Liberio, un riconoscimento a quanti operano per il bene della città. A idearlo Giorgio Fantin, che spiega così la filosofia di questa iniziativa. Perché dà questo premio? Ai trevigiani, perché hanno fatto trevigiani e hanno operato per la loro città. E questa è la filosofia del premio San Liberio, che sabato è stato conferito per il 10° anno a 8 cittadini della città di Treviso. Una spilla d'oro per 8 percorsi di vita e successo che sono un bene per la città, come per l'appassionata d'arte Vincenzina Zanon, oppure Bruna Bazzalotto, pittrice e poeta, o ancora Carla Povellato, scrittrice ma anche coreografa e maestra di flamenco. Premiata anche Antonella Stellitano, volto di Fondazione Casamarca, ma anche Cavaliere della Repubblica e stella di bronzo al merito sportivo del CONI. Tra gli uomini premiati lo storico primario di neurologia del Cafoncello Pier Giorgio Bardin, il commercialista maratoneta Giorgio Osti e Tony Gaio, manager che tra le molte altre aziende ha diretto la Sanremo e la Chiari Forti. L'8° San Liberio è stato assegnato ad una delle figure centrali di Cassugana, che però rimane sempre dietro alle quinte, Donatella Pivetta, capo di gabinetto dei sindaci di Treviso. Contenta perché me l'hanno assegnato per la motivazione per me più importante, il mio lavoro. Io ho considerato il mio lavoro prima a Roncade, dopo a Treviso, quindi in totale 42 anni al momento, come un servizio per la città che amo follemente, quindi fatto con impegno, passione e con il sorriso, spero che resti molto anche questo. Sono orgogliosamente trevigiana. Senta, però qui dal pubblico dicono che il premio lei l'ha preso perché ha sopportato Gentilini. Genti, un grande personaggio, è sicuramente che resta in tutti noi, è Treviso. Adesso andiamo nel bellunese. E non possiamo che aprire con il tragico ritrovamento, le speranze erano davvero poche, del corpo di Walter Locatello, il vigile del fuoco che giovedì era scivolato in un canale trascinato dalla corrente in Alpago. È stato localizzato in queste ore e poi recuperato nel primo pomeriggio di oggi nel lago di Santa Croce. Il cordoglio del comando provinciale, il cordoglio della regione, il cordoglio di tutti. Purtroppo è arrivata la notizia, abbiamo finalmente trovato il corpo di Walter
e niente, insomma si concludono 4-5 giorni di grande lavoro, con grande stress, con grande impegno e insomma nella maniera peggiore. A stento si trattengono le lacrime perché fino all'ultimo si è sperato. Il corpo di Walter Locatello, vigile del fuoco di 44 anni, originario di Puos d'Al Pago, è stato localizzato e recuperato nel primo pomeriggio nelle acque del lago di Santa Croce. Lì è stato trascinato dalla forza dell'acqua del canale Riu, dove giovedì sera era scivolato mentre stava controllando gli effetti dell'allagamento nella zona poco distante dal cimitero di Puos. L'abbiamo individuato più o meno verso le 12:30. 12:20, 12:30 abbiamo dato la notizia al comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno e poi di conseguenza abbiamo gestito tutte le operazioni per il recupero e per consegnare la salma alle autorità competenti. Grazie ai sommozzatori che sono venuti da Venezia, da Vicenza, da Roma. Lo abbiamo individuato a questa distanza grazie a degli strumenti che ci permettono di scandagliare il fondale. Si smobilita dopo quasi 4 giorni di ricerche senza sosta i vigili del fuoco con i loro nuclei specializzati, il soccorso alpino, stanno riponendo mezzi e attrezzature per lasciare il campo base qui sulla spiaggia del lago di Santa Croce, poco distante da qui alla foce del canale che è stato recuperato il corpo di Walter Locatello. La famiglia l'abbiamo incontrata sia in questa circostanza, ma ovviamente durante tutto il periodo siamo stati in contatto con loro, li abbiamo supportati e sono stati supportati anche degli psicologi che sono stati messi a disposizione dalla Regione Veneto. Walter Locatello era sposato con Sibyl Genoria, che lo scorso agosto lo aveva fatto diventare papà di Martino. Alla famiglia si è stretto il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, corpo di cui faceva parte da più di 10 anni. Lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità di Puos d'Al Pago, il commento dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, e a lui si è unito il presidente della Regione Veneto. Abbiamo sperato fino all'ultimo che questa tragedia non venisse confermata, anche se la situazione da subito è parsa disperata, ha detto Luca Zaia. In cerchio, sulla spiaggia che è diventata il campo base per le ricerche disperate, i vigili del fuoco si sono stretti assieme al comandante del Gallo per una preghiera, mentre già si pensa a ricordare Walter Locatello per onorarne la memoria. Sono tante le idee che abbiamo per ricordare la figura di Walter. In particolare stavamo pensando di legare il suo ricordo alle varie manifestazioni che facciamo con tutti i bambini, perché lui era particolarmente legato ai bambini e quindi sicuramente un'iniziativa che faremo sarà quella, ecco, di coinvolgere le scolaresche nel suo ricordo. Tanti messaggi di cordoglio, dicevamo, sono arrivati anche dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il veronese Lorenzo Fontana. A nome mio personale e della Camera dei Deputati esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Walter Locatello, vittima del maltempo che ha colpito la provincia di Belluno nei giorni scorsi. Rivolgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le parole del Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Maltempo che continua a avere i suoi effetti, i suoi strascichi nel territorio. Infatti il maltempo ha causato il cedimento del ponte lungo il sentiero del torrente Ardo. La passeggiata è stata interdetta a pedoni e biciclette fino a quando non saranno eliminate completamente le cause del pericolo rappresentate anche da piante pericolanti. Già lo scorso luglio il sentiero era stato chiuso da via Cappellari all'altezza del Civico 55. Oggi alcuni smottamenti e il cedimento del ponte hanno costretto il sindaco a emanare una ordinanza urgente di chiusura del sentiero come misura precauzionale a tutela della incolumità delle persone. Cambiamo argomento. Al Comunale di Belluno si è da poco conclusa l'Assemblea Generale di Confindustria Belluno Dolomiti. In questo pomeriggio l'impresa di sognare un patto olimpico per il nostro futuro, il tema che è diventato di fatto una richiesta disperata: ridateci le nostre Olimpiadi. Industriali bellunesi in assemblea con il presidente nazionale Carlo Bonomi, il presidente Zaia, i grandi campioni olimpici Novella Calligaris, Yuri Chechi, Manuela Di Centa, Silvio Fauner. Il focus è il futuro del territorio oltre le emergenze, quelle climatiche in primis, ma è l'appuntamento del 2026 a tenere banco. Il sogno sfumato dello sliding center a Cortina, una realtà difficile da accettare.
L'impresa di sognare un patto olimpico per il nostro futuro, è chiaro che oggi io lo intitolerei in modo ben diverso. L'impresa di sognare sì, ridateci le nostre Olimpiadi, perché obiettivamente questo territorio non può essere offeso e umiliato in questo modo. Se non c'è il bob bisogna ridistribuire le gare. Anche lo spirito sportivo ce lo dice, per cui senza se e senza ma dobbiamo combattere fino all'ultimo. Bisogna sempre sognare, dice Manuela Di Centa ai giornalisti. Tutti vorremmo che le cose fossero fatte bene, soprattutto sotto il profilo della parte sportiva. Tutti vorremmo che l'Italia, visto che abbiamo vinto anche tantissime medaglie, avesse anche questo sliding center. Però voglio dire, chi è, dov'è, deve decidere cosa fare. Io, essendo molto vicino alla fine a questa realtà, anche per il bob paralimpico è sicuramente una sconfitta e devo dire che mi è dispiaciuto molto, però ovviamente io non posso farci niente, però è una cosa che anch'io ci tenevo venisse fatta. La Presidente Berton dal palco del Comunale arringa gli ospiti, dov'è lo spirito di squadra per un evento che dovrebbe essere anche strumento per ridurre le disuguaglianze territoriali che sono un freno alla crescita del Paese, chiede il Presidente Zaia. Attendiamo di capire quale sarà la destinazione del bob. Sembra che ci siano in partita due località, in particolar modo che sono Cesana e San Moritz, capiremo quale sarà la decisione. E qui ovviamente in questa decisione avrà ruolo il governo e il CIO. Ma quanti giorni ancora dobbiamo aspettare per sapere come andrà a finire? Io non ho idea di quanto ci sarà da attendere rispetto alle decisioni CIO e governo rispetto alla nuova sede di bob. Immagino che in una decina di giorni, un paio di settimane si deve chiudere sta roba, dopodiché c'è il grande tema della redistribuzione e capire chi farà cosa. E poi c'è la questione delle infrastrutture che resta sempre aperta, non un solo euro dovrà essere tolto alle opere in corso, tutte dalla viabilità all'accessibilità dell'Arena di Verona. Guardate, su quella non si transige, cioè mando un messaggio a tutti, l'Arena di Verona ha stanziati 18 milioni di euro e l'Arena di Verona per le Olimpiadi invernali 2026 deve essere totalmente accessibile ai disabili. Io la battaglia la faccio perché le risorse restino tutte, sarebbe una beffa dopo aver perso il bob che ci fossero tolte anche risorse rispetto alla variante di Cortina piuttosto che la variante di Longarone, però penso insomma siamo un territorio coeso e ci faremo sentire. Poco meno di un mese alla chiusura della gara per i lavori di sistemazione della Galleria Comelico. L'ANAS ha reso noto alle imprese il bando che scadrà il prossimo 14 novembre con l'apertura delle buste il 24. 96 milioni l'importo del cantiere, 3 anni e mezzo di lavori con sospensione della circolazione notturna, avvio dell'intervento la prossima primavera. Dopo anni di attese e di polemiche, l'ANAS ha reso noto alle imprese i termini del bando di gara relativo ai lavori di rifacimento della Galleria Comelico, il tunnel di 4 km che mette in collegamento il Cadore con il Comeliano. I lavori consisteranno nel consolidamento della volta, impermeabilizzazione e reggimentazione delle acque con adeguamento di impianti e presidi di sicurezza. Il prossimo 24 novembre l'apertura delle buste con le offerte di partecipazione. Che fosse necessaria la chiusura del tunnel per consentire l'intervento era noto da tempo e infatti la circolazione è previsto venga sospesa dalle 8 di sera alle 6 del mattino con i disagi che ben si possono immaginare. Sembra al momento scongiurata la deviazione esclusiva verso il passo di Sant'Antonio, visto che sono attesi i lavori di realizzazione dello svincolo di Villa Piccola da Auronzo di Cadore, ma non è ancora chiaro se il tunnel che ANAS dovrebbe realizzare lungo il Piave per consentire il transito dei mezzi di soccorso sarà aperto a tutti oppure no. Il costo previsto è di almeno 50 milioni di euro e la Società delle Strade pare sia alla ricerca di finanziamenti. In questo senso va letta la convocazione a breve in Prefettura Belluno di un incontro fra ANAS, sindaci e forze dell'ordine, durante il quale si spera saranno chiarite tutte le perplessità. In chiusura le immagini che sono un po' la cartolina di queste ore anche in Veneto, non solo in provincia di Belluno, ma ancora più suggestive in provincia di Belluno, l'aurora boreale che ha illuminato i cieli della provincia, è accaduto ieri sera con massima visibilità tra le 18 e le 19, l'evento atmosferico astronomico, eccezionale, ha regalato immagini mozzafiate come testimoniano le foto postate sui social dai piani di Pezzea d'Allega alla piana del Cansiglio, dalla Val Belluna con vista spettacolare dietro il Serva e lo Schiara. A
Cortina. Un episodio simile si era verificato la scorsa primavera, spiegano gli esperti, anche se alle nostre latitudini l'evento è piuttosto raro. A causare il fenomeno è stata un'intensa tempesta solare di categoria 3 su una scala di 5, così forte che al circolo polare artico l'aurora boreale si è vista anche durante il giorno con il sole, cosa che avviene non più di una volta ogni 10 anni. Adesso vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo, previsioni per martedì 7 novembre. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso con possibili foschie o nebbie in pianura nelle ore più fredde. Non sono previste precipitazioni, salvo locali piovaschi sulle zone montane nelle ore centrali della giornata. Temperature minime in rialzo comprese tra i 6 e gli 8 gradi, massime stazionarie tra i 13 e i 16 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. Nel pomeriggio saranno possibili delle deboli piogge sparse sulle zone prealpine. Temperature minime comprese tra gli 8 e i 13 gradi, massime tra i 14 e i 18 gradi. Sul Trentino Alto Adige è previsto tempo variabile con possibilità di deboli piovaschi o debolissime nevicate oltre i 1600 metri. Temperature minime tra i -1 e i 4 gradi, massime tra i 10 e i 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.